Marem Cis, 38 anni, originaria del Senegal, giovane ed eclettica chef del ristorante agrigentino Ginger People and Food, ha conquistato ieri sera la finale del talent show culinario Cuochi d'Italia, il campionato del mondo in onda sulla rete nazionale TV8. Un saporito torneo a colpi di fornelli fra alcuni dei migliori e talentuosi chef stranieri presenti in Italia, sotto l'occhio vigile ed esigente di 3 chef dall'indiscusso talento come Bruno Barbieri, Gennaro Esposito e Massimiliano Tomei. Marem ha sfidato cuochi provenienti da molte parti del mondo e d'Italia. Ha conquistato così la finale contro la sfidante Angela, chef della Cina, con la cooperativa sociale Al Carub e tutto lo staff del ristorante di cucina afro-siciliana per gli amici affezionati da Ginger. Siamo veramente fieri di aver visto crescere giorno dopo giorno, in anni di duro lavoro, scambi di idee, progetti e condivisione, il talento della giovane cuoca senegalese che ha saputo conquistare con il suo mix di sapori e culture, il suo couscous ammaliante, soprattutto tanto talento e fantasia, anche i palati più attenti e raffinati, fra i quali quello dello chef Barbieri, Tomei ed Esposito. La soddisfazione e l'importanza di promuovere il contatto e la condivisione fra culture, anche e soprattutto attraverso la cucina, è nel DNA di Ginger e di Marem Cis. Siamo felici per la sua presenza in finale, ma soprattutto per il successo che la nostra cucina continua a riscuotere grazie all'impegno di molti e alle continue contaminazioni culturali cui fortunatamente, diciamo noi, viene quotidianamente a contatto.